ballare, ballare, ballare comare mia, ballare comare mia, ballare comare mia, mi ringrazia dare via, chi è alimentato, ma chi è, oh a chi è alimentato,
sube, come che sube, así que estás a su pecho, e parla che sa mata, parla che sa mata, parla che sa mata.
Cordiale buonasera e benvenuti a questa manifestazione che dedichiamo interamente alla musica e al canto sardo, alle nostre tradizioni popolari, alla nostra cultura, a questo grande patrimonio culturale e artistico che la Sardegna vanta e noi ne siamo orgogliosi. Questa sera gli amici di Saavedra Bianca hanno voluto organizzare, anche in occasione della festa della patrona del Cuore Immacolato di Maria, hanno voluto organizzare questo 35esimo anniversario dell'Associazione Prolocos Sant'Ilia di Saavedra Bianca. Hanno abbinato le cose per oggi, 3 agosto, perciò a Saavedra Bianca grande festa. Prima di tutto voglio che tutti insieme facciate un bel applauso a coloro che si sono impegnati, si sono organizzati, hanno fatto sacrifici per mettere a punto e per organizzare questa bellissima manifestazione. Grazie a Paolino e a tutta la compagnia. Grazie. Bell'applauso, dai, su a questi bambini, grazie.
iniziato alla grande, hanno proprio, sono stati molto bravi. Applausi meritatissimi, bravi, molto bravi, complimenti anche ai loro insegnanti, bravi, state così adesso fermi, e anche l'applauso a Giovanni Magrini, dai, all'organetto, vuoi leggere cosa c'è scritto tu? Si ringrazia per la partecipazione Mini Folk Sant'Elia Petrabianca di Petrabianca Padru, 3 agosto 2013. Come ti chiami? Martino. Martino, bravo Martino, bravo.
Dai, facciamo un bel applauso a queste splendide donne. Molto bravi, complimenti. Dei giovani, dei ragazzi, ha voluto insegnare loro in questi bellissimi balli ed allora si è iniziato piano piano, si è costituito il gruppo e ripeto, da allora sono sempre in crescendo e sono sempre più bravi.
Diciamo così, dai, per cortesia. Questo è stato realizzato da un giovane ragazzo di nome Daniele Gosino. Daniele, facciamo un grande applauso a Daniele che da lassù ci sta guardando. Allora, il gruppo Folk Saavedra Bianca, l'associazione, bene hanno fatto a stamparlo e consegnarlo in questa occasione come ricordo, in occasione dei 35 anni dell'associazione Gruppo Folk Sant'Elia Pedra Bianca, opera ripubblicata in edizione limitata e numerata in ricordo di Daniele. Grazie benvenuti, ecco, come tutti gli altri indossano un bellissimo costume. Bell'applauso a Davide Ruio. È nato grazie a Bobore Nuvoli, un grande maestro. Oggi non è qui presente naturalmente, però l'applauso ci va ugualmente perché questo è stato un grande per il folklore sardo, sia con il coro Sos Canarios sia con il gruppo. Veramente grazie e complimenti. Questo è un gruppo che, diciamo così, nasce nel 1976, lo detto, lo ripeto, premiati, hanno partecipato anche a suo tempo e sono stati lanciati, diciamo così, i grandi tipo Pavarotti, tipo José Carreras e tanti altri. Perciò, signori, è sicuramente un grande premio ambito da molta gente, però stasera li abbiamo qui, una bellissima cartolina di questo gruppo Folkwiss Sos Canarios di Nuoro che si presenta a noi con il primo ballo e precisamente sul Dillo.
ci vuole l'applauso proprio, eh? Bravi, bravi agli amici. Applausi a queste due donne, questa giovanissima ragazza e questa signora. Bravi. Grazie Davide, grazie a tutti, a questo gentile pubblico con un bel applauso.
Vai, su da bravi, mettano un bel applauso. Si prepari il sedilo. Grazie di queste delucidazioni che ci hai dato.
Dai, adesso sì, l'applauso anche, guardate che quanta maestria, bravura, ballano anche i bambini, bravo. Dai, scaldatevi un po' le mani da bravi, lo meritano, su. Ma tu non scalci, no? Non vinda geniato in tutto sa Sardegna come te sa padresa. Andato in consegna non vinda geniato come te sa padresa in tutto sa Sardegna. Anniversario dell'Associazione Gruppo Folklore Sant'Elia Targa Bianca, consegnato da Tamara questa targa, questo il Redentore di Nuore, a Sant'Efisio di Cagliari, ha partecipato a Sardegna Canta e così via. Tanto per, così, per informazione, io ho avuto il piacere e l'onore di ideare
e presentare per 2 edizioni quella nota e famosa trasmissione che ancora va in onda, Sardegna Canta. Perciò è una trasmissione che io ho voluto ideare e creare per dare la possibilità a quelli che magari come oggi non sono potuti venire qui in piazza per ammirare questi bravi ballerini e bravi canti a tenore, ma per quelli che dovevano obbligatoriamente rimanere a casa, le madri di famiglia con bambini piccoli, le persone anziane, le persone ammalate. Allora io ho pensato di ideare questa trasmissione, portarla avanti, e ancora oggi è sicuramente una delle trasmissioni più seguite in Sardegna. Bene? Grazie. Partiamo col primo ballo in programma. Siete bellissimi, una mezzaluna meravigliosa. Ne parlavo poco fa con Tamara, che dice su ballo brinco, che dice su ballo brincato, che dice su ballo... Cioè... Però bisogna applaudire, sono proprio da televisione. Così, belli e pippanti, bravi!
pensate un po' che proprio 35 anni fa si sono esibiti per la prima volta sul palco il 15 maggio del 1978 ad Urbia in occasione della festa di San Sulpicio, perciò questo è un bel cambio.